premiazione 4% maschile. Premiano Paolo Valente, presidente Fidal Veneto, e Vito Vittorio, presidente Fidal Venezia. Al terzo posto, con Pedrelli, San Giorgi, Conti e Zavagnin, 42,64 il loro tempo, Emilia Romagna. Al secondo posto, con il tempo di 42,11, Francesco Tarussio, Nicolò Ceola, Francesco Greggio, Claudio Tanetta, il Veneto. Maschile, vinta con il tempo di 42,20 con Marco Soldarini, Luca De Maestri, Andrea Felotti e Alessandro Brivio dalla Lombardia. Concluse le premiazioni delle singole gare, adesso avremo la premiazione di squadra, vediamo le classifiche. Ma abbiamo anche un momento particolare per cui un invito nella zona del podio. Massimo Davidi in rappresentanza del comune di Caule, la signora Roberta Tolini con Francesca e i nipoti Giacomo e Tommaso, e quindi ancora Vito Vittorio, presidente Fidal Venezia, Gabriella Dorio cortesemente e rappresentante della Olimpicaule. Grazie per una consegna di un premio ricordo. Allora ripeto cortesemente, Massimo David, e vedo già nella zona del podio, la signora Roberta Todini, la figlia Francesca e i nipoti, ancora Vito Vittorio, ti invitiamo al podio, grazie, e Gabriella Dorio, sei ancora presente al podio, grazie. Allora niente Gabriella Dorio, mi dicono che è andata via, e il rappresentante di Olimpicaule. Allora facciamo una consegna e un ringraziamento che il Comitato Regionale Veneto fa a chi tanto ha fatto e soprattutto dato per l'organizzazione di questo quarto trofeo Città di Caule, secondo memoria Lucio Tonini. Innanzitutto ringraziamo il comune di Caule che ha consigliato il premio a Massimo Davidi in rappresentanza del comune, quindi premio speciale alla signora Roberta Todini, alla figlia Francesca e ai due nipoti Giacomo e Tommaso. Ricordiamo la figura di Lucio Todini, grande dirigente della Fidal a tutti i livelli, a cui è stato intitolato questo secondo memorial, quindi un saluto particolare a Lucio. E ancora super lavoro per Massimo Davide, che ritira anche il premio per la Fondazione Caule Città dello Sport, questa volta in qualità di presidente della fondazione.
E ancora il premio al presidente del comitato provinciale di Venezia e del comitato organizzatore Vito Vittorio. E infine il premio per il rappresentante dell'Olimpica Aule e sono e per l'Olympic Aule è stato Galdino Minotto a ritirare il premio, è stato anima instancabile della parte organizzativa e logistica, un gran lavoro veramente il suo, preziosissimo. Allora attenzione, chiamiamo al podio Giulia Camporese del Veneto, chiamiamo al podio Aionide Folorusso, ancora Luca Cacopardo e ancora Leonardo Banzo per la premiazione dei migliori risultati tecnici. Camporese, Folorusso, Cacopardo e Banzo al podio, grazie. Siamo in fase di chiusura ormai di questa quarta trofea Città di Calle. E adesso abbiamo un momento particolare, la premiazione dei migliori 4 risultati tecnici, 2 maschile e 2 femminile. Invito tutti e 4 gli atleti dietro al podio, 2 maschi e 2 femmine.
Allora invitiamo Nicolò Ceriani, è già presente. Allora possiamo procedere, abbiamo risolto il piccolo inghippo, con la premiazione dei migliori risultati tecnici. Partiamo al femminile. Con 965 punti per il 57,68 nel martello viene premiata Giulia Camporese del Veneto. Secondo miglior risultato tecnico femminile con 945 punti per il 59,86 nei 400 ostacoli Aiomide Folorusso. Passiamo al maschile. Con 928 punti per il 52,43 nei 400 ostacoli Luca Cacoperdo. Secondo miglior risultato tecnico maschile con 910 punti per il 48,19 nei 400 Nicolò Ceriani. E allora invitiamo i rappresentanti delle varie regioni ad avvicinarsi alla zona del podio per la premiazione delle rappresentative. Ripeto, i rappresentanti delle regioni, l'ideale sarebbe il fiduciario tecnico regionale con 2 o 3 atleti, non di più perché non ci stanno poi tutti per le foto, ma per il momento per la premiazione l'ideale appunto sarebbe fiduciario tecnico e una rappresentanza di atleti, 2 o 3 al massimo per la premiazione. Allora la premiazione sarà una premiazione che tiene conto dei risultati congiunti maschi e femmine. Per favore un rappresentante di ogni regione tecnico e 3 atleti o 2 come volete. Possibilmente entro domani, grazie.
E allora penso che ormai ci siamo per la classifica per regioni. Attendiamo gli ultimi, cortesemente, grazie. Premiazione, classifica di squadra, quarto trofeo Città di Caorle, seconda memoria Lucio Todini. Al settimo posto con un totale di 156 punti, Le Marche. Al sesto posto con 206 punti totali il Trentino. Al quinto posto con 275 punti la Puglia. Ragazzi, fatevi sentire come vi siete fatti sentire ieri sera alla cerimonia di apertura quando c'è la vostra regione. Quarto posto con 322 punti Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo un po' stringere sul podio. Terzo posto con 397 punti Emilia Romagna. Al secondo posto con 467 punti il Veneto. E quindi fissa il successo, squadra campione uscente 2013 con 507 punti. Vince il quarto trofeo Città di Caorle, seconda memoria Lucio Todini, la Lombardia. Foto di rito, è stata una gran bella festa, la città di Caorle ci ha accolto in modo splendido, il tempo ci ha messo la sua. Saluto anche il mio collega Beppi Zuin che ha fatto la diretta streaming fino a pochi minuti fa. E ragazzi, che dire, un arrivederci al 2015, veramente è stata 2 giorni molto molto bella, assistita anche da un tempo magnifico.
Buon rientro a tutti e arrivederci per la maggioranza di voi a Torino per i campionati italiani fra 2 settimane. In bocca al lupo ovviamente a tutti i presenti.